Alcoa 100 posti a rischio, Speedline 550 posti a rischio, Grimeca 850 posti a rischio. L'elenco delle aziende in crisi è lungo e arrivati alla fine i numeri sono chiari: su 13.000 dipendenti per quasi 4.000 l'impiego è in bilico. Secondo Raffaele Bonanni, arrivato oggi a Mestre per una riunione tecnica con i vertici CISL, è assolutamente necessaria una politica industriale che non vuol dire elargire contributi alle aziende, ma invogliare le imprese a rimanere qui e a non delocalizzare. Per noi la politica industriale è rendere molto fertile il territorio a che possa accogliere gli investimenti. Significa renderlo fertile sull'energia, sulle infrastrutture, sull'istruzione, sui servizi. In gioco, oltre ai disoccupati protetti almeno in parte dagli ammortizzatori sociali, ci sono migliaia di precari, per lo più giovani, ma per Bonanni la precarietà non va combattuta, magari rivedendo la famosa legge 30, ma pagando di più chi è flessibile. Non bisogna fare leggi contro la precarietà, bisogna pagare di più chi è flessibile. Pagando di più chi è flessibile gli si danno più prestazioni, dandogli più prestazioni non saranno più precari, saranno flessibili, ben pagati, meglio pagati di chi flessibile non è. Questo è il punto. Sulle parole di Zaia, invece, che con 100.000 disoccupati veneti considera oramai superflua la presenza di lavoratori stranieri, il leader della CISL la pensa così. Cosa sarebbe il Veneto se in un giorno se ne andassero tutti gli immigrati? Saremmo tutti nei guai. E allora più rispetto per persone che contribuiscono notevolmente alla crescita del Veneto, dell'Italia e così via. Intanto la CISL regionale si prepara alla grande manifestazione del 9 ottobre a Roma, dove sarà in piazza a fianco della Sola Will. Io credo che saremo più di 6.000 persone del Veneto CISL Will che andremo a Roma. Sta crescendo una domanda tranquilla ma molto ferma che si dia risposta ai problemi e soprattutto rivolta alla politica e agli amministratori che facciano il loro dovere.